primo fallo laterale della partita a favore del CUS Palermo. Prova a guadagnare calcio d'angolo Piazza, ma concede semplice fallo laterale alla formazione ospite. Si duella dalla parte di destra, lotta ancora Piazza, poi il pallone che viene spazzato lo ribatte in avanti a Iello. Sempre CUS Palermo in questo inizio, ancora Piazza gioca per Vitale, può andare al cross il numero 8. Bella la giocata per Piazza che va subito alla conclusione, la prima della partita, blocca facile Bevilacqua e allora farà ristabilire i suoi. Subito lancio in avanti verso Inglese, che si deve muovere ma chiude molto bene Tripoli. Adesso palla in fallo laterale. Fallo laterale giocato adesso. Subito pressione da parte del CUS Palermo che vuole riconquistare alto la palla, allora però c'è calcio di punizione. Intervento falloso ai danni di un giocatore con la maglia bianco-gialla. Calcio di punizione. Pallone che viene girato dalle parti di Voltaggio. Amministra adesso la palla. La formazione ospite, lancio in avanti a cercare la sovrapposizione di Culcasi, poi il pallone controllato da Amoroso. Arriva anche questo tiro smorzato, facile da stoppare con i piedi da parte di Salvo, che adesso aspetta subito per giocare questa palla. Prende campo adesso il CUS Palermo, lancio tra le parti di Rosato, lotta sul CUS, opportunità tra i piedi di Messina che però non è riuscito ad avanzare, allora guadagna semplice fallo laterale da buona posizione. Ancora si insiste dalla parte di sinistra, cross in mezzo proprio tra le parti di Rosato che però non riesce a controllare questo pallone. Tempestivo l'intervento del difensore dell'Accademia Trapani. Pallone subito rigiocato. Lancio in avanti, deve chiudere, lo fa molto bene Aiello. Ancora Accademia Trapani, poi c'è un fallo netto. CUS Palermo adesso che si ribassa, solo un uomo a pressare, però non sfrutta questa opportunità del baricentro basso offerto dalla squadra di casa per quanto concerne Accademia Trapani. Allora fallo laterale conquistato da buona posizione, andrà a batterlo Culcasi, pallone giocato tra le parti di Voltaggio che lo gioca subito in avanti, ancora Culcasi, poi buona la palla per Amoroso, può andare al cross da lì, va giù ma non c'è nulla, ovviamente non c'è stato alcun contatto per segnalare calcio di rigore e allora si ripartirà da semplice rimessa al fondo con Di Salvo pronto a battere. Subito giocata la palla, vuole costruire la manovra da dietro il CUS, pallone tra le parti di Piazza che si è abbassato a ricevere, poi tenta la verticalizzazione, c'è calcio di punizione. Pronto a battere Palma. Pallone subito giocato, si fa vedere anche in fase di costruzione Salvo, pallone allargato dall'altra parte, subito manovra, almeno tenta di costruirla in modo avvolgente il Palermo, ma non è fluido in questo momento. Pallone allontanato, si duella in mezzo al campo, prova a ripulire la giocata Teresi con un colpo di testa. Adesso serie di duelli anche fisici, prova a recuperarla anche a Vitale, va giù un giocatore dell'Accademia Trapani, poi pallone giocato in verticale tra le parti di Rosato. Adesso buona l'idea, prima opportunità per il CUS Palermo, però è stato un po' timido in questa circostanza Chiarello, poteva andare dritto in porta, ma arriva questo cross su cui non riesce ad intervenire però Rosato. Allora ancora il CUS Palermo che insiste, deve liberare palla l'Accademia Trapani. Subito fallo laterale giocato, pallone in mezzo, va giù un calciatore del CUS Palermo, poi prova a riconquistare immediatamente Teresi, c'è il contropiede dell'Accademia Trapani a condurlo, Sparacino che accelera.
e poi aspetta per prendersi il calcio di punizione, ma non c'è per il direttore di gara, solo palla segnalata, allora fallo laterale per il Cus Palermo, sempre a battere palma, aspettando Piazza, poi il pallone viene perso. Calcio di punizione in avanti a favore dell'Accademia Trapani, forse c'è un tocco falloso da parte di Teresi, occhi per lui, quindi si ripartirà da questo calcio di punizione a favore dell'Accademia Trapani che da buona posizione. Andremo a vedere adesso chi sarà a calciare. Sul punto di battuta Carpitella e Amoroso, 2 uomini per un pallone. Vediamo chi sarà a calciare. Sembra essere rimasto solo Carpitella. Parte il numero 6, va col destro e trova un grandissimo gol Carpitella di punizione, battuto di Salvo, sblocca la gara a sorpresa, la formazione ospite, sorpreso l'estremo difensore del Cus Palermo da distanza proibitiva, ma che gol ha fatto di Salvo Carpitella. Quindi 1-0. Si partirà la semplice rimessa dal fondo. Tanto l'Accademia Trapani si riaffaccia nuovamente in avanti, però Di Salvo riesce a raccogliere bene la sfera. Adesso è stato corretto anche il tabellino a favore dell'Accademia Trapani, 1-0, ricordiamo, gol di punizione da parte di Carpitella. Adesso il pallone che viene prolungato, lotta Piazza, fallo laterale che va a giocare subito Palma, si duella Teresi, Palermo deve essere bravo a cosirsi, il tempo c'è. Poi il pallone viene giocato da Chiarello troppo in avanti. Adesso prova a costruire la manovra dal basso l'Accademia Trapani con questo lancio che però non trova destinatario. Si ripartirà da semplice fallo laterale. Non è subito giocato, però perde la possibilità di ripartire in transizione l'Accademia Trapani. Allora riparte ancora una volta il Cus Palermo sull'out di sinistra. Pallone giocato in verticale tra le parti di Rosato che prova a girarsi e trova un grandissimo destro dalla distanza, ma risponde presente Paolo Bevilacqua. Allora si ripartirà da calcio d'angolo, ma che tiro di Rosato, si è girato in un fazzoletto e ha sfiorato il gol del pareggio. Cross in mezzo, manca l'uscita Bevilacqua, allora prova a raccoglierla subito Rosato, può andare al cross da lì, buona la posizione, arriva alla fine il cross, poi può calciare Piazza, pallone che viene giocato, serie di conclusioni, serie di ribattute e poi la conclusione finale di Aiello che viene bloccata da Bevilacqua, recriminano forse un tocco con le mani i padroni di casa, ma non c'è nulla per il direttore di gara. Allora pallone che viene prolungato tra le parti di Inglese, poi aspetta la salita di Rizzo che porta palla ancora all'8, sfida tra i due numeri 8, poi si torna indietro da Carpitella, autore del gol del momentaneo 0-1, va a saltare proprio quest'ultimo, vince il duello ma non il secondo, e allora prova a risalire il Cus Palermo, serie di duelli, riconquiste in mezzo al campo, ma con una certa pulizia tecnica l'Academy Trapani sta
consolidando il possesso. Quest'ultimo è stato appena perso con Di Salvo che la gioca con i piedi corta. Poi il pallone subito verticalizzato per nessuno, però Kus è un po' adesso sfilacciato, soprattutto tra le linee, non riesce ad essere corto. Riesce a liberare adesso Palma, ma si soffre subito. Piazza in pressione, rischia sull'uscita qui. Gioca Palma, scambia con Vitale, poi pallone che viene giocato dalle parti di Piazza ancora. Adesso si va dall'altra parte. Prova a prendere campo sull'out di sinistra. Buono il pallone per Chiarello che viene messo giù, ma non c'è calcio di punizione. Semplice fallo laterale. Giocato in mezzo. Ancora Chiarello che va al cross, ma è un regalo per Bevilacqua, che raccoglie facilmente e la gioca con le mani. Prova a costruire la manovra l'Accademia di Trapani. Lancio in avanti tra le parti d'Inglese, bene, col petto raccoglie Kulkasi che viene dentro al campo, ne salta 3 addirittura e poi serve alla grandissima Amoroso che può scambiare col compagno ma non riesce, e allora Piazza che è bassissimo, ha dovuto semplicemente allontanare la palla. Ancora Accademia Trapani che sta facendo una grandissima prestazione qui sul campo dei capolisti. E ancora Inglese che adesso avanza, può andare anche al cross da lì, insiste Inglese che salta il capitano avversario, poi calcia e guadagna forse angolo, invece no, salva tutto Di Salvo e allora si può giocare. Pallone adesso portato dai centrali del Cus Palermo. Arriva il lancio di Teresi che cambia il gioco a cercare dall'altra parte a cercare Messina. Ma è uscita la palla. Si ripartirà da fallo laterale. Giocato subito. Adesso ancora il Cus Palermo che deve verticalizzare. Strattonata la maglia di voltaggio. Strattonare è stata vitale. Allora si ripartirà da calcio di punizione. Pallone che viene subito giocato. A portare palla. E Aiello che gira male questo pallone. Allora fallo laterale. Fallo laterale giocato adesso. Prolungato il pallone. Palma schiaccia di testa. Poi Piazza allontana Chiarello. Pallone che adesso si sperde fuori dal terreno di gioco, quindi si dovrà giocare adesso questo fallo laterale. Può giocare Palma. Colpo di testa da allontanare, poi Sparacino che torna indietro da Ravazza che gira per vie orizzontali, poi il pallone viene spazzato dalle parti di Inglese, non riesce a chiudere Maniscalco, allora si deve tornare per forza da Di Salvo che apre il gioco dal suo capitano che è Palma. Poi bella l'idea per ripartire tra le parti di Vitale, però perde il tempo l'otto bianco-rosso e allora c'è il contropiede dell'Accademia Trapani. Bella l'idea per Inglese che prova la sponda ma arriva l'intervento di Palma che per un attimo aveva salvato i suoi, ma adesso il Cus sta soffrendo particolarmente il dominio bianco-giallo. Zona cross per Amoroso, può andare col mancino, ne salta 2 di avversari, poi va in mezzo e si è divorato il gol del 2-0 Sparacino. Bello l'intervento di Di Salvo che è rimasto fermo, pronto ad aspettare, ma troppo passivo l'atteggiamento della difesa biancorossa che si fa saltare come birilli e soprattutto non riesce mai ad allontanare il pericolo quando si sviluppa sulla parte sinistra del campo. E allora pallone spazzato sull'out mancino.
Pallone ancora tra le parti di Messina che gioca per Chiarello tra le linee. Belli gli scambi. Si va ancora tra le parti del numero 7. Può andare al cross da lì. Ne ha due uomini addosso ancora. Messina che alla fine si è riuscito a liberare Chiarello di testa. Poi Rosato si coordina! E che gol che ha fatto Rosato con la numero 9. Si prende lui la briga di pareggiare i conti. 1-1 il parziale, ma il gol è clamoroso. In quel di Tommaso Natale abbiamo visto un gol di altre categorie. Tutto in parità adesso. Un gol che può anche dare animo a un momento difficile della capolista che stava soffrendo. Il gioco sviluppato dall'Accademia Trapani. Vito! Il battelo, Vito! Adesso il QSE vuole subito iniziare a pressare altissimo, vuole farne un altro, è galvanizzato dal gol di Rosato. Poi pallone che allontana Palma, fallo laterale. Pallone giocato. Però l'Accademia Trapani non molla, fallo laterale. Pallone giocato per vie centrali. La muove bene Rizzo la palla. Poi Culcasi. Pallone facile da raccogliere per Di Salvo. Bello, complimenti. Bello. Di Salvo adesso aspetta che i suoi compagni si stabilizzino nella metà campo avversaria. Arriva questa rimessa lunga, si lotta. Ora il gioco che si sviluppa tra le parti sinistra del campo, prova a muovere palla adesso l'Accademia Trapani con scambi corti. Si rischia un po' la pressione di Inglese, pallone che torna ancora una volta da Di Salvo, il gioco cambiato tra le parti di Palma che col viso riesce a far risalire i suoi, anche con Piazza, poi imbucato Rosato che può ancora controllare il pallone, anche scivolata, ci prova ma non ci riesce ancora, però la pressione di Piazza, poi arriva Palma su due avversari e si sacrifica pure di tenere alto il pallone, ma alla fine l'ha riconquistata l'Accademia Trapani. Pallone giocato da Palma che spazza la sfera. Calcio di punizione a favore del CUS Palermo che sta crescendo in termini prestazionali nonostante la grandissima prova fino a questo momento della compagine ospite. Ovviamente i capolisti sono difficili da battere, soprattutto da abbattere psicologicamente. Il loro torneo è dominante fino a questo momento. Una delle tante prove, appunto, i 20 punti che distaccano queste due formazioni. E adesso c'è questo calcio di punizione. Fa una finta Aiello di giocarla corta, poi si va al cross sul piedi proprio di Aiello. Allora era Tripoli dall'altra parte, scusate. C'è una confusione di interpreti. Aiello ha provato la zampata vincente ma non c'è riuscito, ma si muove ancora il pallone dall'altra parte. Si può pensare anche al destro da lì, preso in pieno un compagno, però ci ha provato Messina. Rosato è stato preso sulla nuca e non è riuscito a far scorrere la traiettoria. Tanto il pallone che prova a essere in campo. Adesso il match è stato molto intenso da questo punto di vista. Bello il tacco di Rosato, l'idea per Piazza che va alla conclusione, ribattuta però la sua intenzione, non c'è angolo, non c'è fallo per il direttore di gara, si ripartirà da semplice rimessa dal fondo, però in effetti qualcosa doveva essere perché comunque è stata intercettata la sua conclusione, quindi se non è calcio di rigore doveva essere perlomeno calcio d'angolo.
Si ripartirà da rimessa dal fondo però. Subito in pressione il Cus Palermo, però è saltata la prima linea appunto di pressione, quindi l'Accademia Trapani può risalire il campo di collettivo come fa sempre, ma la pressione del Cus Palermo adesso si fa in prende campo ancora il Cus sull'auto di sinistra, Messina si accenta, tenta un dribbling e poi la perde, tenta di riconquistarla immediatamente invece Tripoli, ma non ci è riuscito. Anche Piazza ci riesce invece Vitale, poi ha provato questa imbucata ma il pallone è finito sul fondo. Vediamo se andrà la soluzione lunga l'Accademia Trapani, senza però risultati. Poi il pallone che esce, c'è stata una spinta, calcio di punizione. Si ripartirà da calcio di punizione e sarà Palma a battere. Capitano tutto fare, batte praticamente tutto ciò che concerne il calcio da fermo, falli laterali, punizioni. Ed è pronto proprio il 2 a battere. Va col destro, ma lo mette ad uscire questa palla tra le parti di Tripoli, che prova a scambiare con Messina. Si vede che è un'azione già provata e allora si può andare al cross e va giù. Messina, non c'è nulla per il direttore di gara e poi sarà fallo laterale per l'Accademia Trapani. Il direttore di gara ha deciso che non è calcio di rigore, decisione rispettabile, comunque è difficile da capire da questa distanza quale fosse l'entità del contatto. Comunque l'Accademia Trapani, che da un po' che non si affaccia in avanti, sta subendo la manovra avvolgente del Cus, che ha preso bene le distanze in campo e sta sviluppando tutte le sue idee. Sono tante. Teresi prova al lancio, c'era un fallo, lo voleva, ma c'era Rosato che stava almeno tentando di approfittare del vantaggio, però il fallo a quanto pare è stato alla fine segnalato. Porta palla molto bene Maniscalco che la gira per Tripoli, azione che si sviluppa sull'out di sinistra, si può andare al cross ma non si è sviluppata bene questa azione per il Cus Palermo, si poteva andare a un cross più diretto, più rasoterra. Lancio in avanti, prova a tenerla Rizzo ma la perde. Ancora Cus, bella l'idea per Rosato che può andare al tiro, ne ha saltato uno e poi guadagna calcio d'angolo, deviazione favorevole al Cus e allora si ripartirà appunto dalla bandierina e questa è un'altra ghiotta opportunità. Si può andare al cross diretto, invece no, pallone col tacco giocato. Molto interessanti quelle proposte dalla formazione di Mister Adeola, ma in questo momento, soprattutto in questa circostanza, dalla bandierina non è andata a buon fine, ma se questo diciamo è quanto proposto, allora sicuramente ci sarà un gran finale di questo primo tempo. Ancora c'è molto da vivere questa partita qui in diretta su Sport Sicily. Si ripartirà semplice rimessa al fondo, giocata corta. Si lotta in mezzo al campo. Scivola qui il giocatore dell'Accademia Trapani, cioè inglese, pallone allargato a Teresi e per un attimo era stato perso, però alla fine si può giocare e poi no, non si può giocare, il pallone è uscito, fallo laterale.
fallo laterale giocato in avanti, colpo di testa provvidenziale da parte di Tripoli, poi subito in avanti in pressione. Adama Trapani che è proprio sparita dal campo fino a questo momento. Adesso prova a riaccendere la partita inglese, può andare da molto defilato calciando, ma si salva Di Salvo con questa risposta molto attenta, e allora si possono ribaltare i conti, ma si salva comunque l'Accademia Trapani mettendo fuori questo pallone, e allora si riparte da semplice fallo laterale che viene a battere Palma. Palma la gioca corta per Aiello, poi ancora Palma, va al cross, si muove bene Rosato, sempre sfida gli avversari all'1 contro 1 e ci riesce nella gran parte dei casi. No, di grande tecnica oltre che di grande spessore fisico. Poi Di Salvo che di testa appoggia facile per i compagni che escono subito dalla pressione avversaria, e allora Teresi apre col mancino. Muovono adesso le operazioni centrali del CUS, prende campo Aiello, va col destro a cercare un cross, poi deve subito recuperare alta la palla, o almeno questo era il tentativo di Tripoli. Riparte l'Accademia Trapani, bella la palla mossa dai piedi di Rizzo, poi c'è un duello tra Chiarello e Sparacino, sta per finire giù il set bianco-giallo, e poi alla fine a finire giù è un giocatore del CUS, e quindi si ripartirà da calcio di punizione a favore dei padroni di casa che stanno crescendo minuto dopo minuto. Adesso pallone giocato malissimo da Teresi, una scelta verticale ultra imprecisa, quella parte del numero 4 che diciamo ha abituato questa categoria a sbagliare veramente pochi passaggi, e allora prova ad andare con insistenza Moroso, poi l'ha persa, e allora Teresi va stavolta al pallone profondo, ancora una imprecisione, non è ben allontanato. Adesso c'è un'altra opportunità l'Accademia Trapani che sta tornando a giocare con una certa insistenza, ma sta mancando soprattutto in termini di fluidità e di intesa là davanti. Pallone giocato adesso, controlla Voltaggio, si muove per tutta la parte centrale del campo, alla fine apre sulla destra, opportunità di costruzione dell'Accademia Trapani, insiste, non vuole mollare Sparacino, ma alla fine il fallo è stato segnalato, era praticamente andato giù il set bianco-giallo, quindi non c'era altra alternativa che segnalare calcio di punizione per il direttore di gara, che fino a questo momento ha diretto la partita in modo egregio. C'è stato qualche episodio dubbio, ma nulla di così grave da dover segnalare. Adesso vediamo come si svilupperà questo calcio di punizione a favore dell'Accademia Trapani. Vediamo chi andrà a battere. Pallone giocato adesso dall'altra parte, c'era Inglese tutto solo, per fortuna del CUS il pallone è stato liberato immediatamente, e poi arriva la conclusione da parte di Rizzo, bloccata facilmente da Di Salvo, e adesso tocca ricostruire la manovra. Palma gioca per vie centrali, Teresi tocca ma non benissimo, sì. E poi il numero 4 è a regalare un pallone invitante a Inglese, scusate. Pallone giocato dall'altra parte, adesso ci si muove la parte destra del campo, poi per vie centrali, pallone che viene ribattuto da una parte e dall'altra. Teresi apre bene dalla parte di Palma, che prolunga bene in verticale dalle zone di Vitale, che può andare a duello ma non guadagna, fallo laterale.
Adesso accorcia in avanti subito il Cus Palermo. Subito Palma a chiudere. E sarà fallo laterale, che preferisce giocare all'indietro dalle parti di Aiello. Maniscalco verticalizza, prova a muoversi, Chiarello è andato giù e ha guadagnato calcio di punizione. Ancora Maniscalco che gira per Aiello, poi Teresi che apre bene da Palma, che si fa beffare dall'ultimo rimbalzo. In effetti non era per nulla facile. Adesso la reconquistata Piazza, forse c'era un fallo di mano, ma comunque si gioca ancora Piazza, fallo laterale a favore del Cus, che sta provando a dominare questa parte di campo, che è la più importante, quella avversaria. Teresi perde il duello, allora c'è la ripartenza della formazione ospite, prova a vincere il duello a Aiello, ma li sta vincendo tutti i contrasti in questa situazione. Amoroso, che era andato benissimo in avanti, in progressione, però alla fine ha concesso fallo laterale oppure l'ha guadagnato. Infatti poi corretta la scelta del direttore di gara, che assegna fallo laterale all'Accademia Trapani. Pallone giocato subito in pressione anche Piazza, poi Palma non riesce a liberare, si rimane lì con il Cus un po' in affanno, che allontana la sfera, accorcia il campo, e anche molto bene in questa circostanza Ravazza. Poi si muove, si gira su se stesso Rosato, che apre tutto dall'altra parte dove c'è più campo da prendere, ma la pressione dell'Accademia Trapani è soddisfacente in questo momento. Sta cercando di recuperare in tutti i modi la palla quando la perde, ed è sempre ben messo in campo, ma come in questa circostanza. Adesso il pallone che esce, fallo laterale a favore dell'Accademia Trapani. Si lotta da quella parte, è difficile capire chi che recupera, ma comunque palla del Cus. Teresi si muove, si prende un rischio, in questa circostanza va giù e alla fine calcio di punizione. Teresi Di Salvo, Aiello porta palla e va la soluzione lunga dall'altra parte, dove è un po' timido qui Messina, ha alzato troppo la gamba e non ci è andato con maggiore intensità, quella necessaria per recuperarla la sfera. La pallone è giocata in verticale, Inglese si era mosso bene, e allora ancora Aiello, uno che è molto spavaldo nel giocare la palla senza paura, la sua tecnica glielo permette. E allora pallone giocato per Palma, che è costretto a tornare però da Aiello. Poi Teresi che verticalizza immediatamente. Bella l'idea di Vitale, che va subito in pressione, ma il pallone viene subito ribattuto ancora una volta. Sempre Aiello, ancora Teresi che va al lancio lungo, e alla fine l'idea è interessante per Messina, ma è oggettivo quanto si è sbagliato il fischio del direttore di gara. Era in piena linea Messina, anche un po' indietro rispetto al suo avversario, ma il direttore di gara ha scelto così. Allora calcio di punizione che viene subito giocato, e l'Accademia Trapani non vuole perdere tempo, si va subito in avanti. Pallone portato avanti da Amoroso, che torna indietro da Carpitella, poi si va per vie centrali, controlla Sparacino, si muove ancora il 7, cambia dall'altra parte, ma alla fine Di Salvo la fa sua. Pallone che si viene rigiocato da Di Salvo, poi Aiello può aprire da Palma, che riceve coi piedi sulla linea, ma era troppo indietro. Fallo laterale alla fine. Pallone subito giocato. Carpitella
poi Rizzo, pallone tra i piedi di Voltaggio, begli scambi della formazione ospite che va al cross, bello il colpo di testa, almeno nelle intenzioni da parte di Scaduto, ma alla fine Di Salvo è costretto a far ripartire i suoi con questo lancio immediato, può andare in pressione con tutto l'attacco il Cus Palermo e arriva anche Piazza. Palma, poi Vitale, ma il pallone è stato messo fuori, fallo laterale. Palma, Teresi, Palma, può andare al cross a Iello col destro, alza addirittura una gamba, qui un giocatore del Cus, adesso vedremo chi è, cross è proprio Chiarello, ma comunque insiste il Cus, fallo laterale dall'altra parte, Chiarello, l'appoggio, si va al cross, dall'altra parte c'è Piazza che controlla anche molto bene, poi si libera col destro, può andare al cross, respinge Bevilacqua, ma bella l'idea, da quella posizione non era facile, e allora si andrà con questo calcio d'angolo che va a battere Vitale, parte il cross, colpo di testa che non arriva, può andare al tiro fatto da lì, poi pallone tra i piedi di Vitale che va col destro, altro pallone ribattuto, altro tiro col destro, stavolta era di Rosato, rimane lì il Cus. Tripoli gioca con le mani, prova ad andare Rosato, prolunga per Messina, ma non riesce a controllare e allora si riparte nuovamente la rimessa al fondo. Deve andare Palma e si prende quasi un calcio in testa, gioco pericolosissimo questo. Teresi ha allargato bene il gioco ancora nelle parti di Tripoli che verticalizza immediatamente, muove bene la sfera, qui il Cus, Tripoli voleva il fallo forse ma era semplicemente scivolato e allora riparte l'Accademia Trapani con l'apertura da parte di Inglese, sempre il pallone per il numero 9 bianco-giallo che pensa al tiro mancino dall'altra parte, Di Salvo in due tempi la fa sua. E allora che viene giocato da questa parte, dalla parte di Palma, che prende campo ancora il capitano del Cus, ha preso bene il tempo, Vitale è stato un po' distratto in questo movimento. Bella l'idea di Teresi che va subito a riconquistare muovendosi all'indietro e allora mancino del campo, pallone per Chiarello che non riesce a tenerlo in campo. Colpo di testa, poi ancora Teresi che lotta, prova a tenerla, alla fine il pallone viene giocato in avanti da Vitale, poi Rosato può andare alla conclusione, Bevilacqua blocca, sta facendo una buona partita qui il portiere dell'Accademia Trapani che adesso va alla rimessa lunga, pallone che finisce per le parti di Tripoli che la gioca in verticale da Messina che apre per Rosato, non riesce a prendere il pallone, poi c'è una dura entrata ai danni di Ravazza. Si è abbassato tantissimo in questo caso Voltaggio per aprire il gioco, permettendo anche a Culcasi di prendere campo, occupando la posizione bassa e mancina della retroguardia, un lancio che era andato anche discretamente bene, infatti adesso l'Accademia Trapani è in una buona posizione. Pallone giocato corto,
Ancora insiste Kulkasi, ma non è riuscito a ribattere questo pallone, quindi si ripartirà da fallo laterale. Kulkasi. Ha tentato uno stop di petto, poi può andare al tiro dall'Irizzo. Alla fine insiste questa situazione Carpitella. Ricordiamo il suo gol all'inizio partita. Poi Rosato va in pressione, riesce a consolidare il possesso per un attimo. L'Accademia Trapani poi l'ha persa. Colpo di testa ideale di Rosato. Bella l'idea per Chiarello che può andare. Ancora Chiarello. Pallone che esce fuori. Un po' fuori dagli automatismi in questo momento il 10 del Cus Palermo. Non servito bene tra le linee, ma che lui non si è proposto più di tanto. Deve crescere, soprattutto lui in termini prestazionali oggi, se vuole incidere in una gara importante come questa. Può valere un campionato. Mette giù Carpitella, poi va giù da solo. Detto di gara ha fischiato, forse con un tocco con un braccio. Carpitella è scivolato e quindi può ripartire velocemente. Il Cus Palermo conduce. Messina si è un po' innamorato del pallone, adesso torna a Tripoli, ma ormai si erano chiusi da soli i giocatori del Cus sull'area mancina. Inglese si destreggia e torna indietro. Pallone lanciato, ha scaduto. Aiello fa buona guardia e poi Palma spazia in avanti. Sta andando in pressione Rosato. Poi Palma deve proteggere, va subito in pressione insistente e tambureggiante Amoroso e alla fine guadagna fallo laterale. Poi la giocata Kulkasi. Tentato una sponda in qualche modo, voltaggio, poi si lotta, ha fatto fuori piazza Kulkasi, va al cross Di Salvo, esce, la fa sua, Di Salvo subito che la prolunga, ma per nessuno. Attenzione perché forse si può giocare questo pallone, non è uscito, guadagna anche fallo laterale il Cus Palermo, dopo che appunto il pallone è andato oltre la linea laterale. Altro fallo laterale, vediamo chi se ne incaricherà. È proprio Rosato, anzi no, lo concede a Tripoli, che va a battere. Il pallone giocato in aria, prova ad arrivarci Chiarello, poi il pallone viene allontanato e si scontrano, hanno combinato un disastro qui i centrali del Cus, poi Di Salvo manca l'uscita e allora Inglese può appoggiarla in porta, la porta è vuota e finisce dritta in porta. Doppia follia quella quelli del Cus Palermo, e anche Di Salvo non è riuscito a intervenire e allora il raddoppio firmato Inglese. 2-1 il parziale. Clamoroso quanto è successo in questa situazione. Io ho visto gli arbitri, io ho visto. Facciamo soli gol. Adesso subito un cross ad allontanare, poi Rosato prova a lottare in questa situazione Rosato, ma viene messo giù subito la pressione di Vitale. Adesso il Cus Palermo vuole tornare almeno in parità prima che finisca questo primo tempo. Rosato va in mezzo, palla al secondo palo, stava arrivando Messina ma non c'è stato modo.
stata una piccola correzione nel tabellino a livello di dimensione. Adesso possiamo seguire questo finale di primo tempo con Di Salvo che apre tra le parti di Palma, che mette giù coi piedi sulla linea, come al solito abituato lui, il capitano del Cussa, a ricevere. Palma la gioca per Teresi, che può subito il gioco. Adesso deve essere subito molto concentrata la difesa qui del Cusso. Maniscal copre dalle parti di Rosato, che può avanzare, poi Messina preso in controtempo dalla deviazione avversaria, ma il direttore di gara mette fine ai giochi. Primo tempo terminato 2-1 a sorpresa a favore dell'Academy Trapani. Ci prendiamo una piccola pausa, restate con noi per questa seconda frazione di gioco.